Al 3 di aprile del 1077, l'imperatore del Sacre Roman Imperi in Dri IV al consacra il potere dei patriarchi di Aquilee. Al patriarchiato al diventa un stato. Ma c'è non arrivasse a tutto questo. Più di 3.000 anni in daur, il Friuli ha reso una terra di passaggio e una crociera di culture differenti. Le prime popolazioni furlane, o meglio che vedi vivute in qualche nuovo acclamè in Friuli, è che dai castelliers. I castelliers sono come dei paesi fortificati de preistorie, con chiatin peculinis, peplane o aur dei flums. Tutta attorno dei castelliers e sono chisti als argins di tiare, dopo erin de spalizzadis e dopo dai fossai. I castelliers hanno piante di quadrilateri e ogni canton va da ur di un ponte cardenale. Le loro grandezze è che di 3-4 chiams di ballon. Un dei castelliers miglior conservati è quel di Sedean, dove che proprio di po' che hanno chiatato le tombe di un di questi antichi abitanti del Friuli. I Paleoveneti sono una popolazione indoeuropea che intorno all'anno 1000 prima di Cristo attraversano le Alpi e si stabiliscono in parte superiore del Mar Adriatico, sviluppando i loro centri più importanti in atteste in tal Veneto. Ma a partire dall'VIII secolo prima di Cristo, anche le culture dei Paleoveneti si chiamano anche a qui, in Friuli. In posti come Chist, a San Mardenti oppure a San Vito o su ad Avar, o possono chiamare manufatti e iscrizioni che ci svegliano di un intenso scambio con culture come che dai Grecs, dai Romans, dai Celts o dagli Etruschi. Dal V al II secolo prima di Cristo, i Celti dominavano un po' tutta l'Europa. Attaccati dal V secolo prima di Cristo, i Celts arrivano in Friuli e si sbassano giù dai monti finte plane a ondate una vore stabili. Le popolazioni dei Celts emigrano a partire dal passo di Moistroche lassù, Parsore e Chiauret, e poi dopo si sbassano fino ad arrivare a Tolmin, a Lusinch e dopo arriva a Idrie, a Cormons e a Miglier. Un'altra migrazione si dice che si derivata sempre di Chiauret e che si di là in davanti, via per corso dal Nadison fin tra mai a Vernazza, a Puriesin, a Podvarcis, a Cividat, per sbroccare dopo in Teplane. In Friuli, la stirpe più importante dai Celts è dai Carnics, che diventeranno il gruppo dominante. I Celts Carnics si pensa che si derivassero dal passo di Montcross, fin in Friuli e in Chiarnie. Ma i Carnics si stabiliscono anche in Carniole e in Carinzie, e chi non Chiarnie, Carniole e Carinzie e partono da l'eredità dei loro nomi di questo antico popolo. I Carnics erano un popolo un'evore viart alle culture del Mediterraneo e il loro obiettivo era quello di svicinarsi al traffico dall'Alt Adriatico e così è fondo in città come Aquilee
o Cividad, o ve stai anche Concordie, oppure più in giù Trieste. I Carnics erano una popolazione semplice, dedite alle agricolture e alle attività artigianali. Con questa carnicizzazione che va dall'Ivence fin tramai al Timaf, i Carnics danno un'unità etnica al territorio e danno le sfondis a quel che sarà il popolo furlan. Attaccata al terzo secolo, i problemi per i romanzi sono i cartaginesi a sud e i Celts a nord. Sconfissi i cartaginesi a sud, i romanzi decidono di conquistare la Gallia Cisalpine, venastai l'Italia settentrionale, e per mettere in sicurezza il loro stato e decidono di sierrare le porte orientali dagli Alps, venastai il Friuli. I Celts Carnics erano presenti in Friuli già ormai di qualche secolo e la loro presenza si rinforzava con ondate di Celts, loro alleati che arrivavano di là dagli Alps. Una nuova di questi ondate è arrivata al 186, con 40.000 di loro che si stabilissero d'ogni di migliaia. I romani si chiamano in questa nuova migrazione tanto che pretesta per stabilire le loro presenze sul territorio e allora decidono di fondare le nuove colonie romane di Aquileia. I romani attaccano le centuriazioni, venastai la distribuzione dei tiaris ai colonos e ai veterani, che arrivavano a marci sforzati da Bassa Italia e su Parchenti. A queste int, queste tiare urveve di semea alc di inospital e di strani, e non erano ben accetti dai Carnics che praticamente avevano organizzato una resistenza lassù, sulle colline, e che i romani arrivano a vincere dome dal 115 e queste vittorie vengono celebrate con i fast capitolins a Roma. Con un processo di romanizzazione un lavoro sistematico, i romani fanno su insediamenti di Iulia Concordia, Forum Iuli e Iulium Carnicum, venastai giui, che hanno dentro i Carnics il loro sistema politico, economico e linguistico. Roma è che modifica l'ambiente naturale. E da loro schemi di ordine e di efficienza è che a fa su stradis come che arriva di Concordie e colleghe Aquileia con tutta l'Italia settentrionale, o ben come la Iulia Augusta che va su per Chiarnie a Iulium Carnico, venastai giù, o ben la via Postumie che va bande est. Con queste costruzioni di stradis, Aquileia diventa al point per conquiste di altri tiaris più a nord e più a est. Aquileia vengono nominate di bande di Cesare Augusto, tanto che capitale delle 10ª regioni italiche, venastai la Venezia e Istria, e si sviluppa come importante empori portuale e commerciale. In questo periodo, con l'impero romano che si sburta a Oriente, Aquileia è al centro della vita culturale dall'impero e punta in enfri di Occidente e Oriente. Erodiano nos conta che Aquileia viveva ogni sorta di int, dunque i colonos romans e i funzionari vivevano in Carnics, Istrians, Venets, orientali in generale, ebreus e perfino africans. Per tutte Aquileia era un sflurì di botteghe per lavorazione dal fiar e dall'acciar, per lavorazione dai tessuti e per i mosaici.
Ad Aquilea veniva fatto ed esportato in tutto il mondo anche un prodotto, un lavoro importante, il vino di Aquilea. Ma la città splendissima e felice di Aquilea aveva una vita precaria. Le sue grandezze erano peate alle stabilità politiche e militari dall'impero. Aquilea è viva al declino di Roma come una lente agonia tra assedi, pericoli, crisi agricole e declini dal suo porto. Attorno al V secolo, il cristianesimo ha il posto dal paganesimo romano. Paganesimo che aveva inglobato dentro anche divinità carniche, tanto che dal dio Belen. Belen era diventato il protettore della città di Aquilea. Aquilea, bien che stava perdendo importanza tanto che metropoli romane, e scomincia invece a chiappare sempre più importanza dentro le iglesie, diventando il centro delle iglesie non solo in Friuli, ma anche in tutta l'Italia dal nord e anche al di là di Alps fin dal Donau. In tal 559 l'Iglesia di Aquilea, fondata di Sant'Ermacore, diventa sede patriarcale, tutto con Roma, Gerusalemme, Costantinopoli, Antiochia e Alessandria. E le sue importanze cresce sempre di più. Fin tramai che dal IV secolo l'Italia stiampa all'invasione, per via che è parata di questo muraon naturale dagli Alps. Ma queste murae è una parte viarte sollevata, per via dai tanti passi che danno proprio dal Friuli. I romani si accorgono massa tardi di queste robe, quando attaccano a fortificare le città come Forum Iuli, o Iulium Carnicum, o Nemas, o Osopus. Avvenne tirato su il Vallum Alpium Iuliarum. Venne stai un boccone di muraion che partiva da Tarsica, fiume dal DDV, e alleva su fin tramai che in Carinzie. Questo muraion aveva di tigni botta alle invasioni dei barbari, ma con tutto questo sistema di fortificazioni la Venezia aveva comunque di essere invaduta dai barbari che erano attratti da ricchezze delle città dai romani. In tal 401 entrano in Friuli Visigoti di Alari che chiappano le città di Aquilea. Città di Aquilea che dopo 50 anni dopo vengono sdrumate da Iuns di Attile e poi dopo arrivano gli Ostogrozi e per contrastare vengono chiamati i Bizantini che con loro generale Narsete acclami gli autori ai Longobardi. Quando Narsete è tornato a clamare in Daur, a Costantinopoli, ormai i Longobardi sono alle porte del Friuli, ma queste volte non come alleati, ma come invasori. Uno dei periodi storici più importanti al Friuli è quello delle entrate dai Longobardi, che tal 560 volte guidati dal loro re Albuin e lasciano le Pannonie, le Ungherie dal DDV, per rientrare in Friuli. Il loro è un movimento di popoli, si muovono in 200.000 e partono dall'ur di loro, dove che hanno.
Il storico cividalese Paolo Diacon nos conta che al Buin va sul Monte Re per vedere le terre che aveva conquistato. Probabilmente questo Monte Re potrebbe essere proprio il Mataiur. Prima di espandersi per l'Italia, al Buin fonda il primo e più grande ducato longobardo, il ducato dal Friuli. A chiave dal ducato dal Friuli al met sono avuto Gisulf, che l'accetta, ma che la vuole di con sé le migliori famiglie dal popolo longobardo. La capitale dal ducato diventa Forum Iuli, Cividat, in quel periodo la più potente città dal Friuli e che fin dall'VIII secolo darà il nome a tutte le regioni. I Longobardi, anche se non erano in tanti, in possesso del territorio e integrandosi con le culture locali, a parte non solo una rinascita economica, ma anche una culturale, che porrà gli sfondi per formazione di una nuova espressione propria e caratterizzante della regione, venastai le lingue furlane. Il periodo longobardo finisce in 1674 con la entrata in scena di Carlo il Grande. I Franks vedono al Friuli come una terra di frontiere, per fare spedizioni contro dagli Avars. E in questo periodo, i Bizantini e i Sclas che sburtano a ora del patriarcato, la situazione è di grande instabilità. Ma il Friuli aveva di vivere anche uno dei periodi più drammatici della sua storia, che è l'invasione dagli Ungari. Che dagli Ungari è una popolazione che viene dagli Urai, nomade e predone, che viene in Italia manco 12 volte e ogni volta passa per il Friuli. E passano all'Usinc proprio a chi, in Enfri di Fare e Savogne, e vanno in davanti in Friuli facendo coparie dai furlans e dando fuoco alle Iglesias e ai chiastieri, e menando via le inti in daur in pannoni e tanti che sclavi. I documenti del tipo favelano dagli Ungari come int senza pietà, che mangiava chiare umane e che beveva il loro sangue. E favele de plane furlane come una distese blanche di vues. Gli Ungari, passati il Puin su Gusinc, arrivano a Ontagnan e poi dopo vanno in davanti, fiscando tutte che chiate in davanti di loro, fin tra mai che a Codroip. La int sbigutide e stiampe su pe alte o ben fa su barriere o costruisce chiastieri. Le strade che sto facendo in questo momento si chiama stradalte e dai vecchi documenti dall'epoca vengono chiamate Vastata Ungarorum o ben Strada Ungarorum. Dopo le sconfitte dagli Ungari delle bande di Indri di Baviera, tutta la Vastata Ungarorum aveva ripopolate con un'immigrazione controllata di colonos slavs. E chi nos viene testimoniato della presenza di paesi con nomi sclas come quel di Belgrado, di Gradisce, le bande di Codroip. Le stesse immigrazioni controllate avevano fatte anche a chi in tutte le vallate del Nadison. Con le continue elargizioni da imperatori ottons, i patriarchi si diventano i più potenti proprietari del Friuli. In tal 2019 vengono nominati tanti patriarchi Popon. Popon sfrutta le posizioni strategiche del Friuli e mantiene una politica fedele all'imperatore. Queste politiche filo-imperiali e porterà alle Iglesias furlane una sicurezza che prima non si era mai veduta.
In tal 1077 l'imperatore Indri IV ha sitiato e affrontato la ribellione di principi tedeschi che bloccano le vie per gli germani. In questo momento, un evore delicato si geart e dà una mano all'imperatore, che per riconoscere al decide di dare i diritti feudali in mano al patriarca. Questo vuol dire che le piccole patrie diventano un Stato. La struttura del patriarcato fu imbastita da urda esempi dai principati ecclesiastici di Germania, in sintonia con le nature di baluardi e bastioni di politiche imperiali in Italia. Elemento fondamentale fu la sua consistenza territoriale, per via che gli avadis decisugis di appartenenza a famiglie tedeschi, le patrie erano tutun dall'Ivenze fino al Timaf e per certi periodi si acchiappava dentro anche il Chiaduvrin e certi stocks di Slovenia e di Istria. Al patriarca aveva tre chiaris. Come vescovo, all'area a chiave di una diocesi fra le più grandi d'Europa. Come metropolita, all'area chiave spirituale di una provincia che leva dall'Italia settentrionale fin tra mai che al lago Balaton e al Donau. E tanto che principe aveva plena sovranità sul Stato Furlan, all'area a chiave dall'esercito e al decideva di guerre e di pace. Al patriarca acchiappava le investiture canoniche d'ecclesie di bande dal Papa e che feudal di bande dall'imperatore, in una cerimonia un'evore particolare che si teneva proprio a chi de basiliche di cividad. Il patriarca l'era aiutato dall'avvocato d'Eglise Aquileiese, una chiaria che dai Heinz era diventata ereditaria dai cons di Gurisse. I cons di Gurisse, per loro miris territoriali, erano più un problema che gli aiutori per il patriarca. Il potere del patriarca, quasi come una monarchia istituzionale, aveva due istituzioni molto importanti per lo Stato Furlan, che dal Parlamento e che dalle comunità. Il Parlamento era un'assemblea consultiva che aveva dentro elementi dal clero, dai nobili e dai comuni. Via per sua attività, il Parlamento ha buttato fuori un codice di legge molto importante, il codice dalle Costituzioni da Patria e dal Friuli. In questo periodo al Stato Furlan al vive il picco delle sue esistenze storiche e le corti del patriarca sono piene di poeti, di giuristi e di uomini di cultura. Dunque le lingue tedesche e latine e chiappe mal le lingue furlane, che di lingue dal popolo e diventa lingue letterarie. E sono proprio di questo periodo le espressioni poetiche bielo dumplo di valore e piruccio mio doc incolorito. Il periodo del patriarcato filo-imperiale finisce quando il patriarca Berthold si vide costretto a stringere un'alleanza con la Lega Guelfe, venastai che dal Papa. Ma le politiche papaline non parte nessun chiaro vantaggio al Friuli. I patriarchi, che sono di divinienze italiane, appartengono in davanti alle loro politiche nepotistiche e di interesse, e in nome 80 anni e s'avvolti in tutte le strutture del Stato.
Ma dal 1334 il Papa Gioan XXII al nomene tanche patriarchie il suo cappellan francese Bertrand de Saint-Genès. Bertrand era un uomo di grande energie intellettuale, morale e fisiche e anche se aveva già passato i 70 anni, arriva in Friuli con che di ricostituire l'integrità territoriale del Stato. Ma la politica inflessibile di Bertrand e porterà i feudatari e massime il conte di Gurisse a svendicarsi. Al 6 di giugno del 1350, bien che Bertrand stava tornando su a Udin con le sue scorte e con i chiavai, aveva fermato qui le campagne di Rickenvelde e barbaramente copate e a suo corpo, in segno di disprezzo, aveva mandato su un tunchiare a Udin. A chiappare il puesto di Bertrand aveva nominato Nicolau di Lussemburg, che ha subito con una violente azione di repressione. I responsabili dell'omicidio di Bertrand vengono copati, squartati e picchiati in mostre sulle porte di Udin. Una delle cause delle fin da centenarie indipendenze delle patrie del Friuli ha fatto di sicuro il contrasto in Enfri, Cividad, che aveva de bande gran parte dei comuni furlans, e Udin, sbrontate dai Savorgnans e dai Venezians che c'erano in mille maniere di pandisi in Friuli. La situazione aveva di male in pies quando dal 1389 il patriarca Gioan de Moravie al fa scopare Fidri Savorgnan per venire lui stesso scopato, 5 anni dopo, di Tristan, al figlio di Fidri. Vignesi è sempre più determinato a chiappare il Friuli, per far fuori i più fedeli alleati dall'impero e anche per far soi con Miesco e Germania. Il Parlamento de Patrie ha domande aiutori tanto al Papa che all'Imperatore, cerenti in tal stesso tempo un qualche accordi con la Serenissima. Ma dal 1418, con le truppe mercenarie di Taddeo d'Este e Filippo d'Arcelli, Vignesi entra dai territori de patrie del Friuli e gli la guerra. Il nobile furlan Tristan Savorgnan, passato qui Venice, al cio più volte di entrare a Udin per chiappare le città. Arrivando per fin a suare l'eroe per chiappare peset le città. Le guerre fu violentissime. I veneziani fanno coparie delle popolazioni civili furlane e fanno in mille maniere per rovinare le campagne in maniera di chiappare per fame le popolazioni. I furlans, con Udin e Cividad di Nuovo insieme, accirin di difendere valorosamente le patrie del Friuli. Al 9 di maggio del 1418, proprio da qui a Cordovat, con Cesco di Prodolon, ed han battaglia e battin i veneziani, facendo coparie dai loro. Intanto le guerre chiappe tutte le patrie e i furlani si cercano di prontare una difesa. Ma Cividad, stremate dai combattimenti, e a di rindisi e sottomettersi alle Serenissime. Chi sta un colpo un'evore dur per patrie, che segnerà tutto il destino del patriarcato.
Sotto la sede dei bombardi veneti si colin anche Sacil, Chianive, Purcie e Davian, che vengono brusate dai veneziani. E da spo le eroiche resistenze dal conte Nicolau e Cole anche Prate. Intanto al patriarchi al Cir di tornati a Pacividat e con 6.000 oms e al conte di Gurisse finalmente fedele par 15 dies al Cir di vinci le resistenze dai veneziani, ma le neve e al fred e fasin al zuc dai difensori. Intanto al patriarchi Ludovic di Tec all'asse Friul sicuro di chiatagno ove alleancis, ma le situazioni ormai sono drammatiche e colin Bellun, Feltre, Poart, San Vit e anche Cordovat. I nobi furlans, viudù della malparade, assidan a Vignesie un da urdi che l'altri. Udin, la città che parvia dai Savorgnans era sempre stata un'evore d'ogni di Vignesi e prima di guerre, si chiate come a sedi di Besole a resisti all'attacco dai Venezi, che domanda in 30.000 ducats d'oro per sparagnale dal Sac. Al 7 di giugno del 1420, Tristan di Savorgnan, il traditore de patrie, rientra in città con le truppe veneziane di Taddeo d'Este. C'è il loro patriarchi che letta al forest, un da urdi che l'altri, tutti i paesi de patria dal Friuli hanno rindisi ai veneziani. Dal 1445 il nuovo patriarchi veneziano Ludovico Trevisan accetta il concordato imponuto di Vignesie, facendo così finì anche sulle chiarte l'indipendenza dal Friuli. Di come in devant i veneziani si darà da par fa dai fedeli e buoni furlani i custodi delle frontiere sue e dell'Italia.